saluto e noi poi continueremo, poi se c'è qualche domanda al dottor Pica, candidato al Consiglio regionale e comunale, fate pure. Grazie. Allora io ringrazio anch'io i partecipanti a questa conferenza stampa, a questo atto dovuto da parte nostra. Io dell'amministrazione uscente non me ne sono poco occupato, però in occasione di questa competizione elettorale alla quale siamo stati chiamati, il motivo vero è questo, io così lo interpreto, il vero motivo per cui oggi si va a votare al Consiglio Comunale di Nocera è questo elemento qui, cioè è chiaro a tutti. Fino a poco fa io non l'avevo tanto chiaro, mi è diventato chiaro all'indomani della lettura della sentenza della Corte dei Conti. Notizie che non tutti, anzi che a mio avviso sanno poco, perché è stata propinata una falsa verità, dicendo che il dissesto è avvenuto per chi? Per colpa dei precedenti amministratori che hanno fatto dei debiti, quando è chiaro a tutti, Mario Follieri è stato bravissimo insomma, a esporvelo, e io mi auguro che queste verità vengano divulgate in questi pochi giorni di campagna elettorale. Dicevo è chiaro a tutti per cui si va a votare, perché il sindaco uscente Antonio Tutolo, che è stato eletto 6 anni fa a Fodor di Popolo, anche per errori delle precedenti amministrazioni, dei partiti che si erano un po' dissolti, poi riconfermato l'anno scorso a Fodor di Popolo, però all'indomani della sentenza della Corte dei Conti e all'indomani, durante la fase Covid, che ha dato al sindaco una popolarità, a mio avviso, giusta e ingrata, tant'è che io in quel periodo personalmente mi sono sentito a disagio, insomma, girando per gli altri comuni, tranne che i primi giorni che sembrava simpatico, un clown, uno show, insomma da ridere, qualcuno l'ha inteso così, però poi la verità è venuta a galla, perché poi l'ex sindaco neanche abusato di questa sua capacità, tant'è che alcuni organi di stampa, alcune televisioni lo hanno anche deriso. E a mio avviso io onestamente mi sono anche un po' vergognato di essere lucerino, perché io non sono lucerino, sono qui da oltre 40 anni, sono stato adottato e Lucera me la ricordavo come Lucera città d'arte, padre, madre, caso che ha ospitato nomi noti, l'ultimo parto da Gifoni, Mambonghi, la Salandra, cioè dove la cultura era sulla bocca di tutti. Poi ecco, passare ad essere rappresentato da un sindaco che si esprimeva nei modi che tutti noi abbiamo visto, in modo anche volgare e con termini anche offensivi, io onestamente mi sono sentito. Ma il motivo era proprio questo, perché Antonio Tutolo, a mio avviso, si era reso conto di avere le mani legate a gestire questa amministrazione, anche perché poi al suo interno sarebbero esplose anche delle contraddizioni che si sono verificate durante questa campagna elettorale, perché voi tutti avete avuto modo di vedere che dalla sua coalizione sono venuti fuori 3 candidati sindaci e quindi, approfittando della popolarità, che ha fatto? Lui Villanda credito di aver rinunciato a delle indennità, di aver rinunciato all'indennità di sindaco, sì, ma ha rinunciato a quella per averne una anche più sostanziosa, questo però non lo dice, questa poi è la verità. E quindi, sapendo di non poter fare niente, ha fatto la grande fuga e quindi questo, poi il resto avremo modo di dire. Io ringrazio gli amici, il partito che mi ha voluto candidato alle regionali in questa lista, ringrazio Raffaele Fitto col quale io sono in contatto e in rapporti da anni, sono stato sempre a lui vicino, 5 anni fa l'ho sostenuto anche prima e ho voluto in tutti i modi che io mi candidassi in questa lista di Fratelli d'Italia. Io all'inizio non ci pensavo, anche perché, come diceva Mario Follieri, il partito ci aveva indicato una persona, un consigliere comunale uscente, e quindi poi si è arrivata a questa soluzione. Poi il partito, giusto a titolo di cronaca, ha voluto che io mi impegnassi anche in questa competizione elettorale al comune, perché è inutile nasconderlo, fare una campagna elettorale in questo periodo estivo ci sono state grosse difficoltà a compilare le liste. Voglio solo ricordare un esempio che in alcuni comuni della provincia di Foggia, tipo Lesina e Casalvecchio di Puglia, sono riusciti a fare una sola lista, quindi non è che soltanto noi abbiamo
ma io ho ritenuto opportuno e doveroso dare ulteriormente questo mio contributo al Comune, soprattutto e anche per i motivi che questa sera stiamo rappresentando a voi. Pertanto mi fa piacere qui la presenza di Pinuccio De Sabato, al quale va un mio profondo ringraziamento, proprio sentito, perché molti dicono no, vabbè, uno fa la corsa alla poltrona, pure a me qualcuno dirà ma mica si vuole candidare al Comune, alla Regione. Non è quello, io dico che chi come Pinuccio De Sabato assolve un incarico del genere, io dico bisognerebbe fare una strada, perché oggi come oggi, con il clima che c'è, affrontare una campagna elettorale, poi in vista di gestire un'amministrazione, soprattutto quella di Lucera, nella quale gli amministratori che saranno eletti veramente saranno condizionati dalla gestione commissariale, quindi c'è poco da dire. Ma Pinuccio De Sabato, che come me proviene da lontano, l'ha fatto con uno spirito di dedizione, come ha sempre fatto, perché poi noi che abbiamo, io come lui, insomma, questa passione, questa dedizione, perché durante anche il nostro lavoro, io con il mio lavoro, ma anche Pinuccio De Sabato durante il suo lavoro, noi la politica l'abbiamo fatta tutti i giorni, facendo il nostro lavoro abbiamo fatto politica. Politica significa rappresentare, interessarsi dei problemi della gente, e noi l'abbiamo fatto anche durante il nostro lavoro. A maggior ragione riteniamo e pensiamo di poterlo fare nella maniera giusta anche questa volta. Io grazie per la partecipazione. Ci sono domande per Pica? Tratterrò qualche minuto, però poi impegni precedentemente devo raggiungere San Severo, quindi mi tratterrò qualche minuto ancora. Però io credo che sia opportuno che focalizziamo l'argomento.